È l'ultimo gradino di una scalata iniziata a settembre che finisce al caldo della primavera, caldo che può diventare torrido per chi dovesse perdere, ma caldo che può diventare frutto di gioia per chi dovesse vedere confezionare un autentico capolavoro. Amici di Sportisi, appassionati di futsal, ben trovati al Palazzetto dello Sport Ciro Genova di Carini, di fronte il mister Carini e il Villauria Monreale, giornata numero 22, l'ultima del campionato di Serie B Girone H di futsal. Di personaggi come i due allenatori, intanto attenzione Cascino subito in ritmo, Coco, Cascino, la chiusura di Cassata e poi l'uscita di Azzarello per quello che sarebbe il terzo anno consecutivo la Serie B. Intanto Cassata al tiro e subito la sblocca Salvo Cassata all'improvviso, in maniera quasi inaspettata passa il Villauria Monreale. Poi Coco sbaglia, Abisso prova a passare, tocco per Giannusa, poi sulla corsa Cassata, sbaglia tu per tu con l'Istro la palla dello 0-2. Qualche secondo fa ancora con Salvo Cassata, qui bene sulle gambe Abisso, poi sbaglia Dorio, Giannola, Giannusa, si divora il gol dello 0-2 ancora una volta. Barcellona che debuttò proprio a campi invertiti al Pala Don Bosco con questa maglia, ha faticato intanto, incrocia col destro, palla fuori. L'ex giocatore di Cus Palermo è Tiki Taka Palermo che qui recupera e segna 0-2, incredibile ancora, errore da parte del Mistral, raddoppia il Villauria in campo nella Villauria Monreale. Qui intanto Giannusa, passa in mezzo a due, ancora Giannusa per Orlando che sbaglia la palla del possibile 0-3. Cascino col fallo laterale ha faticato. Argibai cerca Cascino, lo trova in qualche modo, Giannusa prova a resistere, Cascino va, Cascino calcia, respinge Azzarello in calcio d'angolo. Barcellona prova a passare, si va a chiudere contro Cipolla, tutto regolare secondo l'arbitro, anche secondo me. Poi ancora Cipolla per Giannusa che avanza e calcia, palla fuori di nulla, secondo arbitro a spiegare le sue ragioni. Poi Cassata dall'altra parte, ancora Salvo Cassata, 0-3 per il Villauria, che si ripete anche a parti invertite, lo vince questa volta Coco. Barcellona, tocco per Giangrande, Giangrande con la punta colpisce il palo ed esulta Azzarello. Giangrande, Dorio, Barcellona attaccato da Scalavino, rimane a terra ma non c'è fischio. Cipolla con tiro deviato sulla traversa, forse l'ha toccata Giannola. Ovviamente Cascino si mette fronte alla porta, Cascino ci voleva lui, è arrivato lui, il gol dell'1-3, si riapre la partita al Palazzetto Ciro Genova. Argibai, Cascino contro Cassata, stesso copione delle ultime azioni, fallo di Cassata, ingenuo e tiro libero. 1 minuto 4 secondi alla fine del primo tempo, parte Cascino, lunga rincorsa e destro, fuori, nettamente fuori. Orlando prova a pressare Giangrande che allunga, Giangrande palla dentro, dall'altra parte Barcellona, Coco, Azzarello nega proprio nel finale di primo tempo il gol del 2-3 Gabriele Barcellona. Diversa la situazione nella lotta salvezza, perché questa vittoria darebbe al Villauria proprio la permanenza in Serie A2. Intanto conclusione fuori di Cascino, c'è Coco, palla per Cascino, non perfetto Azzarello, quanto basta a Nino Cascino per firmare il 2-3. Questo risultato, ma intanto Coco recupera, Barcellona, Coco, Azzarello l'ha calamitata tra le gambe. Partita che sta iniziando in questo istante al Pala Grimaudo, anche lì si sta osservando il minuto di silenzio. Giangrande controlla, calcia alto, Barcellona contro Cipolla, serie di finte, cambia lato, Dorio, traversa riga, ma la palla è entrata, gol di Roberto Dorio e il gol
del 3-3, dunque riequilibrata la situazione al palazzetto Ciro Genova. Coco recupera Cassata, 3 contro 2, Cassata, fallo di affaticato, rosso diretto, era già ammonito, ma l'arbitro opta per il cartellino rosso diretto. Scalavino con il tocco Abisso, alla respinta da parte di Cascino che prova a ripartire, attenzione alla ripartenza, Argibai se lo divora. Abisso, palla Giannola, poi Scalavino dentro e la rete di Cassata, torna in vantaggio il Villauria Monreale. Cascino, Coco, calcia Coco, Azzarello, paratona, calcio d'angolo. Giannusa, Cassata, Giannola passa su Dorio, calcia, respinge Listro, poi Giannola alla fine salva la difesa del Mistral. Coco respinto, ancora Giannola, fronteggia Giannusa, il salvataggio Giannusa e non segna incredibilmente il Villauria. Alla prima giornata, quindi è una delle tappe di questa stagione e intanto Giannusa è il 5-3, torna sul +2 il Villauria Monreale. Barcellona sbaglia tutto, Giannola il dribbling davanti all'Istro, Giannola il tocco, Cassata cala il poker, salvo Cassata, 6-4 per il Villauria Monreale. Da Sprio, una è saltata per l'espulsione di affaticato, l'altra è saltata per l'infortunio di Giangrande. Intanto Scalavino col tocco di Biondo, un 7 calcia, un 7 la mette in rete e 7 sono i gol del Villauria Monreale che allunga nel Mistral. Coco solata per Cascino, tocco dentro Biondo, il gol di Biondo che dunque reagisce subito all'autorete di prima. Il parziale è di 7-5 adesso. Biondo, controllo, Coco, palla per Biondo, la palla passa, doppietta di Biondo e adesso un solo gol da recuperare, ancora una volta per il Mistral, chiama time out la panchina del Villauria. Ultimi secondi, Cascino calcia da lontanissimo, Mistretta a 6 secondi dalla fine. Ultimi 3 secondi con Mistretta che la fionda lontano, Giannola la controlla, la sirena suona, il Villauria vince sul campo del Mistral Carini e ottiene il pass per giocarsi tutte i play-out. Dall'altra parte mantiene la seconda posizione in classifica il Mistral che si giocherà tutte i play-off.